ancora qualche minuto di pazienza, gli ultimi ritocchi tecnologici e poi possiamo cominciare. Bene, allora diamo inizio alla serata. Buonasera a tutti e benvenuti. Iniziamo questa serata, diciamo che è stata organizzata dal Comitato Nuovo Versificatore di Cassola, Rossano e Paesi Limitrofi in collaborazione con l'Eco dalle Terre, che ha organizzato questa serata informativa di approfondimento e che rientra in un programma di sensibilizzazione dei cittadini sui problemi ambientali del territorio dell'area pedemontana. Tema della serata è il Project Financing in Veneto, ossia il finanziamento di progetto in Veneto e lo sperpero dei soldi pubblici. Questa sera abbiamo l'onore e la fortuna di avere tra noi il professor Ivan Cicconi, che ci relazionerà sugli aspetti tecnici, sull'uso del Project Financing, nonché sui costi e sulle ricadute sociali nel tempo di questo tipo di finanziamento. Come è noto, il professor Ivan Cicconi, laureato presso la Facoltà di Ingegneria all'Università di Bologna, è uno tra i maggiori esperti di infrastrutture e di lavori pubblici, e in particolare sui sistemi di corruzione e sui meccanismi di penetrazione delle organizzazioni mafiose nel settore dei lavori pubblici. Attualmente il professor Cicconi è direttore dell'Associazione Nazionale Itaca, Istituto per la Trasparenza degli Appalti e della Compatibilità Ambientale. Altro tema molto importante che verrà trattato questa sera è antimafia sociale, a cura di Don Luigi Tellatin, che è referente per il Veneto dell'Associazione Libera Nomi e Numeri contro le mafie, associazione di cui è presidente Don Ciotti, nata nel 1995. Conduce la serata il professor Egidio Bizzotto, portavoce del Comitato Nuovo Versificatore. Alla fine di queste relazioni verrà lasciato uno spazio di interventi per il pubblico e cercheremo di dare delle risposte a quelle che sono le problematiche che verranno messi in evidenza per quanto riguarda l'uso del Project Financing. Ecco, non ci resta che augurarvi buona serata e passare la parola al professor Ivan Cicconi.
Allora, buonasera a tutti. A me hanno chiesto di parlare di project financing. Ho messo questo titolo, ovvero l'araba fenice della globalizzazione, che il project financing un po' è sulla bocca di tutti gli amministratori quando non ci sono i soldi a disposizione, ma che ci sia, ognuno dice, che cosa sia nessuno sa. E io cercherò di spiegarvi questa sera il significato di questa parola, soprattutto gli effetti che sta producendo e produrrà nel prossimo futuro. E comincio con la definizione dell'appalto. Contratto oggi fondamentale se vogliamo capire tutti i processi della cosiddetta globalizzazione. Dobbiamo partire da questa relazione contrattuale. Non sto parlando ancora di appalti pubblici, di contratti pubblici, ma del contratto regolato dall'articolo 1655 del nostro codice civile, il quale definisce questa relazione contrattuale un contratto con il quale una parte assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro. È una relazione contrattuale nella quale l'appaltatore o il subappaltatore, nella catena di appalti e subappalti che si possono fare, nella organizzazione dei fattori della produzione è autonomo, gestisce cioè a proprio rischio l'attività che fornisce al committente, ed è una relazione contrattuale a tempo determinato, dura per la durata fissata dal contratto di appalto. Questa relazione contrattuale è diventata la relazione contrattuale nei cosiddetti processi di globalizzazione. Quando si parla di imprese post-fordiste, le imprese moderne, se non consideriamo questa relazione contrattuale non capiamo che cosa è avvenuto realmente nel mondo della produzione. La fabbrica che abbiamo conosciuto nel secolo scorso, quella definita dagli economisti fordista, era caratterizzata da due coordinate fondamentali, e cioè fondava la propria attività, la propria produzione sulla concentrazione dei cicli di lavorazione e sulla subordinazione totale dei fornitori di lavoro. L'operaio salariato a tempo indeterminato, l'impiegato, il tecnico della grande fabbrica fordista. Quella fabbrica concentrava le attività in un luogo fisico e ha caratterizzato anche dal punto di vista urbanistico molti territori del nostro paese. Nel triangolo industriale la concentrazione di queste grosse fabbriche che determinavano anche un assetto urbanistico di un certo tipo. Bene, la cosiddetta produzione post-fordista, l'impresa moderna, l'impresa dell'era della globalizzazione, è caratterizzata da due coordinate esattamente opposte. La grande fabbrica diventa una fabbrica grande, virtuale, che esternalizza, si frantuma, esternalizza le proprie attività, e anche in questo caso il ricorso ai termini anglosassoni tipo project financing che la fanno da padrone, l'outsourcing, l'acquisto all'esterno di attività, l'impresa lean, eccetera, eccetera, eccetera. L'altra coordinata fondamentale è la sostituzione
del rapporto di subordinazione con il lavoro, con i tecnici e con gli impiegati, con contratti di appalto. Il modello dell'impresa, della grande impresa moderna, è quello di trasformare 100.000 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, che la Fiat per esempio aveva negli anni 60, in 100.000 appaltatori. Ovviamente con una struttura un po' più complessa. Il vertice di questa organizzazione che affida in appalto determinate attività, cicli di lavorazione, e il subfornitore del ragno più grande che subappalta a sua volta l'attività alla piccola impresa all'artigiano, eccetera, eccetera. E cioè è un modello di impresa che scarica verso il basso la competizione. La concorrenza avviene sempre di più fra i piccoli imprenditori e la competizione si sposta sui fattori più deboli, soprattutto sul costo del lavoro, alimentando le forme contrattuali definite dai sociologi autonomo, atipico, lavoro clandestino, precario, fittizio, improprio, occultato, parassitario, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che è avvenuto, cioè in questi ultimi decenni, è che la grande fabbrica è scomparsa, è rimasta una grande organizzazione virtuale, al vertice il ragno, e questa fabbrica virtuale è diventata una ragnatela di ragnatele, nella quale il capitale che sta al vertice ha realizzato una condizione di lontananza dal fattore lavoro semplicemente enorme, abissale. E questo vertice, per questo motivo, non ha più interesse alla concorrenza, alla competizione, al rischio di impresa, ma è sempre più assorbito dalla speculazione finanziaria, nel senso che se il rischio di impresa, l'attività imprenditoriale può realizzare un utile, un profitto di impresa del 10-12% nell'arco dell'attività di un anno, e rischia nella programmazione la propria attività, il vertice lontano da questi problemi, se può realizzare profitti con la speculazione finanziaria sulla moneta o sui derivati e quant'altro del 10, 15, 20, 30% nell'arco di qualche settimana, capite perfettamente che l'interesse si sposta completamente. Il rischio di impresa è sempre più spinto verso il basso, a competere, a programmare, a misurarsi con il futuro. Sono i piccoli imprenditori. Il vertice di questa impresa virtuale post-fordista è lontana ormai 1000 miglia dal rischio di impresa e dal fattore lavoro. E la classe dirigente di questi vertici è diventata una burocrazia, una casta che governa questo sistema, che deve avere il respiro corto, dimensiona la propria attività solo ed esclusivamente sul presente, perché l'obiettivo è la speculazione a breve. Chi si confronta con il passato e con il futuro sono i piccoli, la piccola impresa, l'impresa artigiana, che deve misurarsi continuamente
con la concorrenza, con la competizione e con il rischio di impresa. E gli esempi oggi sono nella cronaca quotidiana. A suicidarsi oggi è chi rischia e deve misurarsi quotidianamente con il futuro. Il piccolo imprenditore, l'artigiano, tanto per non fare nomi, a Marchionne e a Passera, dei destini della Fiat o di Intesa San Paolo, gliene può fregare di meno. Perché quando si realizza una condizione nella quale il rapporto della retribuzione dell'operaio metalmeccanico nei confronti del massimo dirigente è di 1 a 370, al retribuito a 370 dei destini, del futuro, delle prospettive, può fare a meno, e governando delle imprese virtuali che sono sempre più assorbite nel presente possono prescindere totalmente dal futuro. Ovviamente questi processi hanno determinato, indotto quelle che oggi vengono definite le politiche post-keynesiane, nel senso che questo modello di impresa, l'impresa del secolo scorso, sulla quale si erano costruite le politiche del welfare, la possibilità di raccogliere le risorse per le politiche del welfare, nel momento in cui c'è questa scomposizione, questa frantumazione, vengono meno anche le risorse e si innesca questo meccanismo, queste altre due coordinate fondamentali delle politiche pubbliche che, al di là delle valutazioni politiche che possiamo fare, sono caratterizzate sostanzialmente da processi di esternalizzazione dell'attività alla ricerca di maggiore efficienza e della riduzione dei costi di gestione, e la privatizzazione dei servizi che prima venivano gestiti dal pubblico con il coinvolgimento del privato. La spinta che abbiamo verso il cosiddetto project financing, verso grandi opere, verso opere nuove, e in Veneto avete anche l'esempio dei nuovi ospedali in project financing, debbono essere rintracciati proprio in questi processi di scomposizione dell'attività produttiva. Questa grande impresa virtuale, per funzionare, non solo per realizzare profitti, ma proprio per funzionare, ha bisogno della grande opera nuova, con pochi collegamenti e pochi condizionamenti con il contesto sociale, territoriale e produttivo. Per funzionare ha bisogno del ponte sullo stretto di Messina, che poi sia a Messina o da un'altra parte, ha bisogno di quella grande opera che può essere scomposta e far funzionare questo modello di ragnatela, di appalti e subappalti, di affidamenti continui, e il governo dell'operazione finanziaria. Allora, per capire che cos'è il project financing, dovrò fare alcune riflessioni di carattere tecnico normativo sulle direttive europee e la legislazione sui contratti pubblici. Le norme europee, il nostro ordinamento, definiscono due contratti tipici: il contratto di appalto e il contratto di concessione. Quando si parla di project financing, di questa definizione che non ha alcun riscontro nel nostro ordinamento,
si parla di un contratto di concessione e quindi bisogna capire bene che cos'è questo contratto e come funziona. Le direttive europee, il nostro ordinamento, dicono che la concessione è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico con la differenza sostanziale, questa è la differenza di fondo, che il corrispettivo della prestazione consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o il servizio. Nel caso di un appalto, il committente pubblico paga un prezzo, la prestazione che viene data. Nel caso della concessione, dice la direttiva europea, il corrispettivo non è un prezzo, ma è il diritto di gestire l'opera. Io i soldi non ce l'ho, la do a te privato, la realizzi e attraverso la gestione recuperi l'investimento che fai. Guardiamo le differenze, non giuridiche ma economiche, sostanziali fra questi due contratti. La prestazione, nel caso dell'appalto, è l'esecuzione. Io ti affido quel lavoro e quel servizio, il tuo appaltatore lo eseguisci e io committente controllo quello che fai, nomino il direttore dei lavori o il direttore del servizio. Nel caso della concessione è la gestione dell'opera o dell'infrastruttura. Il corrispettivo nel caso di un appalto è un prezzo che devo mettere a bilancio, ho i soldi a disposizione, faccio la gara e ti affido quel contratto di appalto che dura 3 anni e nell'arco di 3 anni io ho i soldi per pagarti l'attività che fai. Nel caso della concessione il corrispettivo non è un prezzo, ma è il trasferimento all'operatore economico del diritto di gestire. Vedremo, può essere anche in parte un prezzo, ma vediamo il significato. La concessione vera, quella più efficace, è quando il corrispettivo è unicamente, dice la direttiva, il diritto di gestire. Io non ti do assolutamente nulla, tu recuperi nell'arco dei 15-20 anni della concessione l'investimento che fai e nel mio bilancio non c'è un euro. Trasferisco a te il diritto di gestire quest'opera pubblica. Il rischio. Nel caso di un appalto c'è solo il rischio di impresa. Io appaltatore so esattamente quanto prenderò dal committente, prendo 100, il prezzo pattuito, e devo essere in grado di organizzare i fattori della produzione, i materiali, le tecnologie, i lavoratori e quant'altro, e farci stare dentro l'utile d'impresa. Più sono bravo e più in questo 100 c'è il mio utile d'impresa. Nel caso di una concessione, dice la direttiva europea, ripetuta, vedremo, nella direttiva attualmente in elaborazione al Parlamento europeo, è fondamentale che ci sia il rischio di mercato. Io devo realizzare i soldi, devo realizzare lo stadio, non ho i soldi e quindi non posso fare un appalto, lo affido in concessione. Siamo a Cassola, dobbiamo fare lo stadio, non so, c'è una squadra di calcio a Cassola, non so in quale serie sta, ma facciamo un esempio un po' più piazzante, diciamo che siamo a Milano, dobbiamo realizzare il nuovo stadio per la concessione, vedremo, sì. Ci sono 2 squadre in Serie A, il Milan e l'Inter. L'operatore privato fa i suoi conti, può riempire lo stadio quasi tutte le domeniche durante il campionato e offre per la concessione 25 anni, perché in 25 anni recupera l'investimento. Il rischio di mercato che cos'è? È che ha fatto male i conti,
non ha previsto che il Milan fra 3 anni andrà in Serie B e poi in Serie C, o fallirà, per essere equidistanti, diciamo, l'Inter va in Serie B o in Serie C, e quindi perde anni di spettacolo in questo senso. Questi sono i 2 contratti tipici definiti dalle direttive europee. Nel nostro ordinamento abbiamo introdotto degli istituti contrattuali che possiamo definire atipici. Uno di questi, lo guardiamo perché interessa soprattutto le grandi opere, è il contraente generale, quello che anche qui viene definito normalmente il general contractor. Il contraente generale, definito dalla legge obiettivo come un concessionario, distinto dal concessionario per un solo elemento, per l'esclusione della gestione dell'opera eseguita. Riprendete la definizione dell'appalto e della concessione. L'appalto è il corrispettivo a un prezzo, il committente paga il 100%. Nella concessione il committente non paga un prezzo, ma trasferisce il diritto di gestire l'opera al concessionario. Il contraente generale, definito concessionario, quindi ha tutti i poteri del concessionario. Nella concessione, giustamente, se io ti affido lo stadio e tu in 20 anni devi recuperare tutto l'investimento, è giusto che sia il concessionario a fare il progetto esecutivo, è giusto che sia il concessionario ad affidare i lavori a chi vuole lui, perché per fare il manterboso, per esempio, prenderà la migliore impresa di questo mondo, perché se devo rifare il manterboso, chiudere lo stadio per 6-7 mesi, perdo 6-7 mesi di spettacolo. E quindi giustamente nel contratto di concessione c'è un trasferimento di poteri del committente al concessionario. È il concessionario che nomina il direttore dei lavori, che controlla gli appaltatori ai quali affida le attività. Bene, il contraente generale definito dalla legge obiettivo è un concessionario, dice la legge, e il decreto legislativo che dà attuazione a questa definizione della legge obiettivo, del comma 2 dell'articolo 1 della legge 443, ovviamente ha definito poteri tipici del concessionario. Quindi è il concessionario che fa il progetto esecutivo, che fa la direzione lavori, affida a chi vuole le attività, però dice la legge obiettiva è distinto dal concessionario per un solo elemento, e cioè per l'esclusione della gestione dell'opera eseguita. Quindi il corrispettivo non è il diritto di gestire, e il corrispettivo diventa un prezzo. È appaltatore per tutta la durata dei lavori, ma alla fine dei lavori è concessionario per tutta la durata dei lavori, ma diventa appaltatore alla fine e viene retribuito al 100% dal committente. Capite perfettamente che è una definizione con una contraddizione in termini. È un istituto contrattuale che stimola a delinquere, non perché le imprese siano dei delinquenti, sono delle imprese che cercano di realizzare il massimo del profitto con il contratto che hanno, e questo contratto consente di dilatare i tempi, di fare tutto quello che vuole, facendo aumentare enormemente i costi, come sta avvenendo in tutti i contratti fatti con il contraente generale. Tipico è quello dell'alta velocità, contratti fatti nel 91 aumentati normalmente del 300-400%, dati ormai questi acclarati, potrei non contestarli. Ma quello che mi interessa mettere in evidenza è il project financing che si collega a questo istituto contrattuale in quello che è stato definito il modello TAP, che si sta oggi estendendo con il project financing per la pedemontana
veneta, per gli ospedali in Veneto e quant'altro, che vedremo nel dettaglio il significato e gli effetti futuri. Il modello TAV come funziona? Lo Stato affida la concessione, quella vera, la definizione che abbiamo visto, a una società di diritto privato ma con capitale tutto pubblico. TAV SpA, Quadrilatero SpA, Stretto di Messina SpA, Patrimonio SpA, Daica, Deifica SpA, tutte le SpA costruite in questi anni che hanno capitale tutto pubblico. Il concessionario, quello vero, la società di diritto privato con capitale pubblico, affida tutte le funzioni del committente al contraente generale, a quello che abbiamo visto, con quell'istituto contraente. Il contraente generale svolge le funzioni di progettista ed esecutore, ma non di gestore, viene pagato al 100% e normalmente, ovviamente, questi affidamenti vengono fatti sulla base di un progetto definitivo. Chi fa il progetto esecutivo è il contraente generale. E perché dovrebbe fare un progetto esecutivo che costa meno del definitivo? Farà un progetto esecutivo che costa molto di più di quello definitivo. L'affidamento al contraente generale dello Stretto di Messina, del ponte sullo Stretto di Messina SpA, affidato con una cifra di 3,9 miliardi di euro, con il progetto preliminare, il progetto definitivo presentato dal contraente generale, che in questo modo nel momento ha subito un blocco, era arrivato a 4,8 miliardi di euro. Ma è assolutamente inevitabile. E perché il contraente generale, se c'è qualche problema durante il cantiere, non chiede la variante per far aumentare ancora i costi? Essendo controllore di se stesso, ha tutte le possibilità per fargli limitare i costi. Il contraente generale l'esecutore, ma non gestisce. Alla fine dell'opera dell'alta velocità o del ponte sullo Stretto di Messina ritorni in capo alla società di diritto privato con capitale tutto pubblico il rischio economico del cosiddetto project financing, cioè dalla gestione dell'opera, il ponte e l'alta velocità dovrebbe coprire i costi di gestione con le entrate e avere degli utili che consentono di restituire il capitale che è stato prestato dalle banche. Se questo utile non copre la rata di mutuo, per semplificare, che deve essere restituito alle banche, ovviamente questo debito che era nascosto nella contabilità della società di debito privato diventa debito pubblico a tutti gli effetti, perché a restituire quel prestito sarà chi ha garantito il prestito fatto dalla banca e quindi il socio pubblico. Non sto raccontando dell'ipotesi, questo in pochi lo sanno, perché l'informazione purtroppo in Italia è quello che è, fanno solo i titoli sulle cose eclatanti che non contano niente, dei problemi reali di questo paese la stampa parla molto poco. Non sto parlando di ipotesi perché questo è stato già accertato dall'Unione Europea, che ci ha imposto di portare nel debito pubblico il cosiddetto project financing di TAV SpA e infrastrutture SpA accumulato fino al 31 dicembre del 2005. Con la legge finanziaria del 2007, il comma 966, questo comma dice esattamente: il debito accumulato da infrastrutture SpA e TAV SpA per la realizzazione della linea alta velocità Torino-Napoli va nel debito pubblico. Nella finanziaria c'è solo questa frase,
Ovviamente, siccome il bilancio dello Stato è complesso, bisogna andare a guardare le tabelle allegate. Nelle tabelle collegate al comma 966 questa cifra era esattamente di 12 miliardi e 950 milioni di euro, 26 mila miliardi di vecchie lire che erano nel bilancio di Infrastrutture SpA, non contabilizzate nel deficit e nel debito pubblico. Perché si fanno queste operazioni con società di diritto privato? Perché il debito che viene fatto da questa società, e le banche ovviamente fanno a gara per prestare soldi a società di diritto privato, però con soci pubblici che garantiscono il prestito, questo debito è nascosto, non viene contabilizzato nel deficit e nel debito pubblico. Perché, come sapete, non c'è il bilancio consolidato dell'ente. Il debito della società partecipata dal comune X o il debito accumulato in queste società non figura nel bilancio del comune. Sono debiti pubblici a tutti gli effetti perché sono garantiti dai soci pubblici, ma sono fuori dalla contabilità pubblica. L'Unione Europea, quando ha aperto la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia nel 2005 per deficit eccessivo, guardando la contabilità di Infrastrutture SpA, ha detto: questa è una società al 100% del Ministero dell'Economia, ma qui ci sono debiti per 26 mila miliardi di vecchie lire. Siccome questi non potete recuperarli con il cosiddetto project financing o con la gestione dell'alta velocità, voi state truffando l'Unione Europea e i Paesi membri, perché non avete contabilizzato questo debito nel deficit negli anni passati e non lo state contabilizzando nel debito pubblico, il debito accumulato. E l'Italia ha risposto, ha ottemperato a questa prescrizione dell'Unione Europea con la finanziaria del 2007, portando 26 mila miliardi spacciati come finanziamenti privati in project financing per l'alta velocità nel debito pubblico. Nei 2.000 miliardi oggi c'è anche oltre a questa cifra. Dopodiché ovviamente dal 2005 in poi hanno continuato con queste operazioni. Abbiamo risolto con il comma 966 la truffa ai danni dell'Unione Europea, ma debito era nascosto, debito resta anche se noto, e quindi la truffa ai danni cittadini rimane tutta, perché la stiamo pagando noi e la pagheranno i nostri figli con il pagamento degli interessi. E veniamo al cosiddetto project financing. Il project financing, questa definizione data in Italia, è come la zuppa inglese. È un'invenzione italiana. Se voi andate in Inghilterra e chiedete la zuppa inglese, la English cake, non so come si può tradurre, non sanno ovviamente di che cosa state parlando. Project financing è la stessa cosa, la definizione che abbiamo dato in Italia. Non trovate alcuna definizione nel nostro ordinamento, viene definito correntemente. In Inghilterra nasce invece come Private Finance Initiative, definizione che ha un senso, finanziamento ad iniziativa privata, stiamo parlando di opere pubbliche per un'opera pubblica, o sui tavoli europei la definizione che viene data è Public-Private Partnership, partenariato pubblico-privato. Queste operazioni nascono prevalentemente in Inghilterra, una ventina d'anni fa, sulla base di questo ragionamento. Trasformare il ruolo dello Stato post-keynesiano da proprietario di beni ad acquirente di servizi. A me non interessa la proprietà, il mattone dello Stato, interessa il servizio per il sportivo, per i cittadini.
e se questo stadio posso anche realizzarlo mettendo in competizione i privati, trasferendo a loro la gestione del servizio, realizzo la doppia condizione, il fatto che non ho risorse da investire, le investe il privato, metto anche in concorrenza il privato e do un servizio ai cittadini. Questa è la ragione per la quale partono a votare queste operazioni, che partono nella misura in cui sono efficaci. Io non sono contro la concessione personalmente, sono efficaci quando effettivamente, come dice la direttiva europea, il corrispettivo che do all'operatore è il diritto di gestire. La direttiva dice solo il diritto di gestire. Il cosiddetto project financing in Italia nasce con l'inserimento nella legge quadro sui lavori pubblici, la famosa legge Merloni, la legge anti-Tangentopoli del 94, con gli articoli 37 bis e seguenti. E quello che viene definito project financing va definito più correttamente come concessione ad iniziativa privata. Quello che noi definiamo project financing è in realtà una procedura nuova inserita nel nostro ordinamento. La concessione, il contratto di concessione che abbiamo visto, viene affidato in tutti i paesi europei, e questo poteva essere fatto anche in Italia, può essere fatto in Italia prima e dopo il 94, se il committente pubblico definisce un progetto, una convenzione, un contratto e mette in gara questo contratto di concessione e con la definizione dei parametri per scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa, lo assegna all'operatore che fa la migliore offerta, partecipando a una gara con documenti definiti dal committente pubblico. Con le modifiche intervenute nella legge 109 del 94, nel 98, la legge 415, viene introdotta la possibilità del nostro ordinamento per l'operatore economico privato di proporre la realizzazione di un'opera pubblica con il contratto di concessione. E la procedura che si è modificata negli anni stabilisce che il privato presenta un progetto preliminare, presenta una bozza di convenzione, definisce i parametri per scegliere l'offerta migliore e la presenta al committente pubblico. Il committente pubblico valuta questa proposta, la accoglie perché è coerente con gli strumenti di programmazione e la mette in gara secondo una procedura che in questo caso è cambiata nel corso degli anni. Precisiamo subito. Intanto, project financing è una procedura, non è niente di nuovo. Il contratto è un contratto di concessione. Siamo l'unico paese al mondo, quantomeno fra gli stati europei, ad avere una procedura di questo tipo, cioè la concessione ad iniziativa privata. In tutti gli altri paesi membri le concessioni che vengono affidate vengono fatte sulla base dei documenti elaborati dal committente pubblico. In questo caso è l'operatore privato che definisce i documenti contrattuali e quindi ci deve essere anche la capacità del committente pubblico di valutarli attentamente. Stiamo parlando di contratti estremamente complessi. Non stiamo parlando di un contratto di appalto, di esecuzione di un'opera della durata di 2-3 anni. Stiamo parlando di contratti che regolano la realizzazione e la gestione nell'arco di 20, 25, 30
pedemontana veneta saranno come minimo 50 anni con il meccanismo che si è determinato, perché anche qui nelle definizioni che vengono date negli altri paesi, le concessioni, la durata viene determinata dalla firma del contratto fino alla conclusione, inserendo dentro anche la durata della progettazione e della costruzione, perché solo in questo modo il concessionario sarà stimolato a fare presto bene l'opera. Perché se io faccio un contratto come quello della Pedemontana Veneta, che la durata della concessione, circa 40 anni, scatta dal momento della fine dell'ultimo lotto della Pedemontana, io ho tutta la convenienza a fare dei lotti lentamente, perché già con l'apertura del primo lotto la Regione Veneto si è già impegnata a pagare un canone di 24 milioni di euro all'anno per coprire il costo di costruzione. L'Unione Europea sta emanando una nuova direttiva. Quella definizione sulla concessione che abbiamo visto è dentro le direttive sugli appalti pubblici. L'Unione Europea, proprio consapevole dei meccanismi che si sono innescati non solo in Italia ma anche in altri paesi europei, di architetture contrattuali fasulle costruite sulla concessione, è arrivata alla determinazione di fare una specifica direttiva sulla concessione, e quello attualmente in discussione saranno emanate nei prossimi mesi l'emanazione di una direttiva specifica sugli appalti pubblici e una direttiva specifica sui contratti. Nella direttiva in elaborazione ho riportato alcune premesse che sono fondamentali per guardare alcune esperienze che si stanno realizzando qui in Veneto, e si dice che la caratteristica principale di una concessione comporta sempre il trasferimento al concessionario di un rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati. L'abbiamo visto nell'analisi, ci deve essere un rischio di mercato. L'aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore evitasse all'aggiudicatario qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l'aggiudicatario deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. Se voi guardate il contratto di concessione della Pedemontana Veneta, rischio per il privato zero. Addirittura è previsto l'intervento con un canone della Regione Veneto se non si realizza il flusso di traffico previsto nel piano finanziario. Rischio assolutamente zero, oltre a tutta una serie di clausole che sarebbe lungo analizzare di favore, di condizioni di favore per il concessionario. Ma la cosa più devastante è nel settore della sanità, e siccome in Veneto, insieme alla Lombardia, avete il record degli ospedali realizzati con il project financing e si sta andando avanti su questa strada, voglio perdere 2 minuti per spiegarvi che cosa significa il project financing nella sanità. Questo è l'esempio di un project, ma sono tutti così. Le cifre, le condizioni, i contratti sono sostanzialmente questi. Questo è il caso di un project financing dell'ASL di Nuoro, per i quali ho i dati precisi perché c'è stato un ricorso al TAR, una piccola impresa ha vinto il ricorso, quindi hanno dovuto fornire tutti i dati puntuali.
Nel caso della sanità c'è un valore dell'investimento sul mattone. In questo caso il valore dell'investimento era 43 milioni di euro. Il contributo in conto capitale dell'ASL, il prezzo che viene pagato al concessionario, era di 8 milioni e 200 mila euro, perché queste erano risorse a disposizione dell'ASL, non sono un finanziamento della regione. Bene, il contratto prevede il pagamento da parte dell'ASL di un canone di disponibilità. Nella concessione, proprietario dell'immobile rimane per tutta la durata della concessione il concessionario, e quindi l'ASL paga un canone di disponibilità per l'immobile, per il mattone, da contratto di 4.250.000 euro per 27 anni e 4 mesi. Totale del canone nell'arco della concessione 116 milioni di euro per ammortizzare un investimento privato di 34 milioni e 759 milioni di euro. Fate i conti. Il denaro costa, e se viene intermediato da un privato, la società di progetto, il concessionario che fa? Va dalla banca a farsi prestare i soldi, e ovviamente la banca li presta perché c'è un contratto nel quale l'ASL ha garantito questo canone per tutta la durata, quindi la banca fa solo un affare. Se questa operazione di prestito viene intermediata da un privato, ovviamente costa di più, costa inevitabilmente di più. Il canone complessivo è 116 milioni di euro per coprire un investimento di 34 milioni e 700 mila euro. Ma la cosa ancora più devastante di queste operazioni sono i servizi non sanitari. Per garantire l'equilibrio complessivo dell'operazione, che cosa si fa? Che cosa fanno le ASL? Affidano per tutta la durata della concessione i servizi generali, housing, manutenzioni, servizio energia, gestione delle reti informatiche, ingegneria clinica, servizi di polizia, eccetera, eccetera, eccetera. Servizi non sanitari sono normalmente 14, 15, 16 servizi, affidati per tutta la durata della concessione con un mega appalto che non c'entra niente con i lavori, che complessivamente in questo caso, sommando i servizi appaltati per 27 anni, un canone bimestrale per un totale anno di 24 milioni. Nell'arco della concessione significa 660-960 milioni di euro. Perché questa oscillazione? Perché ovviamente il contratto prevede un'indicizzazione dei costi del servizio, e facendo una stima con le formule di indicizzazione previste, l'importo complessivo di questo megappalto sarà minimo 660, massimo 960 milioni di euro. Un megappalto assolutamente illegittimo, è un megappalto, non c'entra niente con la concessione, che se intervenisse qualche giudice lo bollerebbe subito come illegittimo. Dico con certezza questa cosa perché l'unico caso di ricorso che c'è stato, mi dispiace sottolinearlo, ma su queste operazioni c'è la latitanza purtroppo delle associazioni imprenditoriali delle piccole e medie imprese e degli artigiani, che non ricorrono contro questi contratti.
perché sono devastanti per la piccola e media impresa, perché queste scatole vuote che hanno un contratto di 600-700 milioni per 27 anni, 16 servizi, essendo scatole vuote, le imprese cosiddette post-fordiste affidano l'attività poi alla piccola e media impresa che era fatto da sempre, ma con un cambiamento radicale del rapporto. Non è più il rapporto della piccola impresa che ha il servizio di pulizia per 3 anni con un committente pubblico. È un contratto di appalto di tipo privatistico con un soggetto privato che prende 100 a un contratto fissato dall'ASL, che inevitabilmente farà la gara al massimo ribasso di tipo privatistico per affidarlo alla piccola e media impresa. E il ribasso del 20-30% che ottiene dalla piccola impresa o dalle strozzata che per avere lavoro fa il massimo ribasso, quel 20-30% non va all'ASL, va nelle tasche della società di progetto che gestisce il project financing, innescando un meccanismo devastante sul territorio, soprattutto sulla piccola e media impresa. Dico illegittimo perché l'unico caso che c'è stato in Italia di ricorso è stato proprio nel caso dell'ASL di Nuoro. C'era una piccola impresa non associata a nessuno che aveva l'appalto del servizio di pulizia di una parte dell'ASL, che è ricorsa al TAR. È ricorsa al TAR sostenendo il fatto che per 30 anni gli veniva sottratto un mercato, la possibilità di lavorare, e non avendo i requisiti per partecipare alla gara del project financing, perché i requisiti sono adeguati a quell'importo, 900 milioni di investimento in mattoni, eccetera eccetera, i requisiti la piccola impresa non ce l'ha, ce l'hanno le scatole vuote, le imprese cosiddette post-fordiste. Ricorre al TAR e il TAR gli dà ragione, e c'è una sentenza esemplare che dovrebbe essere letta dai presidenti e dai segretari della CNA, della Confartigianato, dell'API, della piccola e media impresa, in cui dichiara questo contratto nullo e illegittimo. Dopodiché purtroppo nel diritto amministrativo che cosa succede? I soccombenti, l'ASL